Ciao a tutti, buonasera. Oggi facciamo la frittata di cipolle. Allora, gli ingredienti sono cipolla, un po' di pancetta tagliata a dadini, strissoline, qualcosa di piccolo così, un po' di formaggio grattugiato, quello che volete, un grana oppure un latteria, quello che avete in casa in questi giorni, un po' di buccia di limone grattugiata che andremo a grattugiare dentro, le uova, l'olio per friggere, sale, pepe e basta. Ok, allora cominciamo subito con la cipolla. Andiamo a tagliarla a pezzettini piccoli in modo che si cucini subito. Ok, prendiamo un po' di olio. Così. Ok, adesso andiamo a preparare le uova. Allora, io oggi farò una frittata con 8 uova, che è circa per 3-4 persone, come un antipasto per 3-4 persone. Allora, poi più o meno si mettono 2-3 uova a testa indicativamente, dipende quanta fame avete. Ok, andiamo qua. Adesso andiamo a metterci il sale fino. Mettiamo un pizzico di sale fino per ogni uovo. Ok. Un po' di pepe. Se avete un pepe col macinino fresco è molto meglio perché è più buono. Così. Adesso andiamo, ancora una cosa. Ci mettiamo un pizzico di buccia di limone, ma poco poco. Proprio. Basta. Facciamo che la nostra cipolla cucini. E adesso possiamo aggiungere la pancetta. Io sto usando una pancetta affumicata, potete usare quello che volete, potete anche non metterla se non vi piace. Così. Ok. Torniamo alle nostre uova e sbattiamo. E aggiungiamo anche il formaggio. Non ne ho messo un po' troppo questo formaggio. Se usate il formaggio la consistenza poi è molto migliore, è molto più bella. Ok, basta così. La cipolla è quasi pronta e possiamo andare a metterci l'uovo. Allora, abbassiamo un po' il gas, lasciamo l'uovo, andiamo a mescolare bene tutti gli ingredienti, altrimenti avremo la cipolla da una parte e la pancetta dall'altra. Così. E adesso per evitare che rimanga liquida all'interno,
una cosa da fare è muoverla continuamente in modo da far andare il liquido vicino alla padella, così avremo una frittata cotta uniformemente, perché se non lo facciamo può darsi che alla fine avremo la frittata cotta all'esterno, però dentro sarà ancora liquida, quindi è meglio fare questo lavoro. Non ci mette molto a farsi. Conviene sempre lavorare con il fornello non molto alto perché tenderà a bruciarsi facilmente. E poi non è molto buono. Quando l'uovo diventa, la frittata diventa di quel colore un po' più scuro, marrone scuro, non è più buona. Andiamo avanti così. Così nel frattempo possiamo bere un goccino di vino. Salute. Come frittata oggi io vi consiglio la ribolla gialla. La frittata può essere un ottimo antipasto, ma può anche essere un secondo piatto, anche un piatto unico, anche se mangiate solo quello a cena è un piatto molto consistente. Allora, siamo quasi pronti a girarla. Se vi piacciono i miei video, seguitemi anche sulla mia pagina di YouTube. Ricordatevi di iscrivervi alla mia pagina. È gratis, non vi arriva a casa niente, enciclopedie, niente, non mando niente, non vi preoccupate. Ok, adesso andiamo a girarla. Per girarla ci vuole un coperchio grande, oppure se non l'avete potete usare un piatto. Ok, la lasciamo su ancora un attimo. Cosa fai tu? Cosa fai? Allora, la nostra frittata è quasi pronta. Allora, la lasciamo ancora un attimo, controlliamo all'interno che non sia liquida. Per essere sicuri che non sia liquida, basta fare un buchetto con la forchetta e andare a schiacciare. Se vediamo che non esce liquido è cotta praticamente. Ok, a questo punto ci aiutiamo sempre con il coperchio. Facciamo così. La mettiamo sul piatto. Ok, adesso possiamo andare a tagliarla. Io vi consiglio di tagliarla a quadratini o a spicchi, come preferite. Comunque, diciamo che se fate un antipasto, se la usate come antipasto, la fate a quadratini, magari ci mettete anche gli stecchini quelli dello spiedino, così potete prendere su. Ok, allora ci mettiamo un po' di semi di papavero solo come guarnizione per riempire un po' il piatto, non hanno scopi, non hanno altri scopi. Ok, la frittata è pronta. Salute e buonasera e ci vediamo domani.